Amici bellini, allora, buon martedì, è veramente un martedì pazzesco, ma sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo accennare a un po' di cose. Prima di tutto, insomma, in questo momento del martedì, ma veramente, siamo quasi a mezzogiorno adesso che registro questo video, sto bene. L'importante uno è che stare bene. Cominciamo. Allora, amici bellini, amiche mie care, carissime, benvenuto o benvenuta, Gege, che poi mi ricordo un film di Totò, ma comunque, senza indugio, me lo lasciate un like di sollievo, ecco, i famosi sospiri di sollievo. Molti amici, insomma, mi hanno scritto immediatamente. Il primo è stato Potito, che non poteva non essere il primo, perché mi arrivano i tweet, i controtweet su questa sparatoria che è avvenuta a Brooklyn, e quindi ovviamente voi dite New York, Brooklyn, Queens, tu stai, eccetera eccetera. È avvenuta di mattina qui verso le 8:45, quindi al pomeriggio italiano, e in breve, insomma, io ero già sveglio, ma non ero nella mia casuccia nel Queens in questo momento, quindi sto a posto. Non stanno a posto tutti quelli che erano in quel treno. In brevissimo poi si sapranno nuovi dettagli e il numero dei feriti, insomma qualcuno è anche grave. Pare siano entrati in metropolitana, non si sa chi, indossando delle maschere antigas. Hanno lanciato pure un fumogeno nella metropolitana appena si sono aperte le porte, e hanno cominciato a sparare. Vabbè, gente che non sta, può essere pure che in testa a loro stavano facendo un film, ecco, un film di azione. Veramente questo è possibile, perché il cervello è una sfoglia di cipolla, non ci scherziamo su, veramente la gente non sta bene, poi si saprà, eccetera eccetera, attentati, insomma c'è sta un po' di panico generale a Brooklyn, ma voglio ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero, che mi hanno scritto, addirittura Canale 8 mi ha contattato per sapere tutto a posto. Speriamo tutto a posto anche Freddy Rincon, che ha avuto un incidente automobilistico abbastanza grave. Non ho letto ma non ho visto. Freddy, speriamo bene. E poi dobbiamo affrontare due argomentucci, così, uno più leggero, un altro un po' più pesante, ma alla fine pesante lo vedremo nello specifico se effettivamente è pesante. Voi però iscrivetevi al canale, perché vedete come le primizie arrivano, le notizie primizie. No, scherzi a parte, iscrivetevi al canale perché mi fa piacere, e perché poi siamo di più quando andiamo live, eccetera eccetera. Stanno chiudendo dei canali, ma non ci riguarda, dovrebbe non riguardarci. Più che altro, ma già stanno poco accorti, perché le reaction non ne posso fare più. Abbiamo capito che questa cosa diventa difficile. Ma va bene. Plusvalenze e Kvaratskhelia. Ora, nuovo aggiornamento, perché voi, se seguite questo canale, sapete che io ho i potenti mezzi georgiani, mogli georgiane di amici bellini, eccetera eccetera, o amici bellini georgiani di amici bellini italiani. Kvaratskhelia. So KH is Georgian. Khvicha. So the right pronunciation will be Khvicha Kvaratskhelia. Vedi? Poi lo dice in due volte. La prima volta dice Kvaratskhelia, cioè sembra mettere l'accento sulla I, come vi avevo detto io precedentemente, quindi è una doppia conferma. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Khvicha, Kvaratskhelia, quasi diventa una Q, insomma, manco loro sono poi convintissimi di come si dice. Diventerà Guarattella, diventerà Vicenzo Guarattella fondamentalmente, e parrebbe che insomma già abbiano fatto le visite mediche. Si parla di 1,5 milioni all'anno, il prezzo finale non lo so, tra i 10 e i 15 probabilmente. Insomma ragazzi, noi qualche highlights l'abbiamo già visto. Le potenzialità ci sono tutte, perché il ragazzo ha fisico, ha velocità, ha spunto, ha dribbling, ha tiro, sembra preferire proprio quella zona lì di Insigne, quindi mi sembra che il Napoli abbia puntato e abbia già quasi definito, non parliamo di ufficialità ma possiamo dire quasi ufficiale, se hanno fatto già le visite mediche, le ha superate tranquillamente. Ovviamente dobbiamo aspettare tweet ufficiali, però guarda come ve lo ricollego.
guarda come ve lo ricordo, il tweet in teoria non potrebbe farlo De Laurentiis se, e dico solo se, questa storia delle plusvalenze, il caso delle plusvalenze, il caso del caso sui maccheroni, sono partite le denunce, o meglio sono partite quelle che sono le richieste della procura di ammende e di squalifiche. Non si parla di squalifiche, si parla di inibizioni. Io poi, dato che ci tengo ad essere preciso con voi, facciamo una brabant. Ecco, facciamo subito una brabam perché non voglio dirvi stupidaggini e quindi io contatto le persone giuste, ecco, le persone che devono. Prima di tutto ci leggiamo questa cosa, no? Iniziato il processo, la procura chiede la linea dura per i dirigenti di Juve e Napoli, poi si cita solamente Juve e Napoli quando poi in realtà ci stanno Sampdoria, ci sta addirittura il Chievo in mezzo che è fallito, una roba incredibile. Comunque quelle che fanno più notizia ovviamente sono Juve e Napoli, Inter anche lei coinvolta, ma pare che ci sarà una seconda tranche. Non si parla del Milan, aspettiamo e vediamo. Insomma, a cominciare da Paratici, firmatario di 32 contratti con valutazioni giudicate gonfiate. Sono stati essi 16 mesi e 10 giorni per Cherubini, per Paratici, per Cherubini 6 mesi, per Agnelli 12 mesi, Nedved arriva bene 8 mesi, così come gran parte del CDA bianconero. Importante il discorso CDA, per la società però multa di 800.000 euro. Si parla di 42, qualificano 32 contratti firmati, io ricordavo il numero 42. Per il Napoli si parla semplicemente della questione Osimhen. Noi l'abbiamo detto subito, ci sembrava strano valutare Karnesis e quei giovani della primavera fino a 20 milioni, ci è sembrato strano. Ovviamente ci siamo detti, lo fanno tutti, così si fa, anzi le giustificazioni che venivano dai media e da tutta la stampa diceva ma quello è legale, si può fare, anzi così dovrebbero fare tutti. Quindi non ci siamo noi sconvolti più di tanto, siamo stati in grado di fare un'operazione così, siamo arrivati prima degli altri, il Lille era ben contento di farlo. Vabbè, questo non giustifica il fatto che sia comunque una pratica che non conviene, oltre al fatto che è brutto perché si sente che c'è qualcosa di fittizio. Pensate Arthur Pjanic, ipervalutati tra di loro, non si muovevano soldi però hanno risolto i problemi a livello di minusvalenza e di plusvalenza, veramente fate ridere. Ma più che altro è una cosa che pospone, cioè solamente rimanda i problemi economici che restano. Poi per certe squadre non fa niente perché tu risolvi il bilancio così, poi l'anno prossimo se non riesci a risolverlo l'anno successivo fai una ricapitalizzazione con Babbo Exor dietro e niente cambia. Più che altro a noi il problema è perché Filmauro non è che può rimpinguare le casse del Napoli, anzi potrebbe essere al massimo il contrario, ma questi sono tecnicismi che veramente ci interessano poco. Per il Napoli chiesti 11 mesi e 5 giorni, io poi vorrei pure sapere ma come si arriva a 5 giorni? Fai 11 mesi oppure farne 12, 11 mesi e 5 giorni per De Laurentiis, 6 mesi e 10 per la moglie. Dici, ma che ha fatto povera Jacqueline? Il figlio Edoardo e la figlia Valentina. Per Chiavelli 9 mesi, e questo pure è grave per Chiavelli perché è il braccio destro che fa tutti i contratti, e per il club 329.000 euro di ammenda. Il mio commento è se il problema poi riguarda questa valutazione di 20 milioni, questi 300.000 euro sono dei due spiccioli, cioè non impattano sul bilancio societario eccetera eccetera. Mi sembra una stupidaggine, mi sembra una grande stupidaggine dare questa cosa qua. Più che altro l'inibizione che si chiede, questi mesi diciamo di squalifica, non è che vanno in galera, non è che vanno agli arresti domiciliari. Vedi, restando ai club altri 12 mesi per Ferrero. Perché Ferrero 12 mesi, De Laurentiis 11 mesi e De Laurentiis finisce in copertina? Vabbè, 8 mesi e 20 giorni per la Samp, l'Empoli 11 mesi, insomma è un bel macello. Cosa succede? Che il divieto di rappresentare, questo è importante, cosa succede con questa inibizione? Il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali, il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi in occasione di manifestazioni, di gare UEFA, anche le amichevoli. Insomma, fondamentalmente per 11 mesi De Laurentiis non può andare allo stadio, non può recarsi negli spogliatoi e se deve fare qualche cosa lo farà per telefono. Cambia qualcosa? Non cambia nulla, idem per gli Agnelli eccetera eccetera. Ma andiamo più nello specifico, soggetti
colpiti dall'individuazione possono svolgere nei periodi in cui le viene scontata attività amministrative. Qui non cambia niente. Nell'ambito delle proprie società, rappresentare eccetera eccetera il servizio, anche i voti quando ci sono le riunioni di lega eccetera eccetera, relativamente a questioni di natura patrimoniale poste nell'ordine dell'assemblea. L'unica cosa, l'inibizione di impossibilità di svolgere alcune attività a livello manageriale e amministrazione, per esempio non potrà portare le trattative di calciomercato di persona, rinnovo di contratti o sottoscrizione di accordi, oltre a non poter rappresentare il club nell'assemblea a meno che non riguardi il livello patrimoniale. Questa cosa qua è interessante perché non si potrà più sentire cose tipo De Laurentiis ha chiamato personalmente Benzema e si sono messi d'accordo. Questo non lo può fare. Lo potrebbe fare Ancelotti. Lo fece Ancelotti. Poi De Laurentiis disse: non è il mio caso, è vecchio, che dobbiamo fare con questo vecchio? Bastava dire, non te lo puoi permettere. Ma va bene. Quindi non ci possono essere qui. Quindi, per esempio, adesso si parla del rinnovo di Perjuan Jesus, si parla del rinnovo di Meret e di Rachmani. Più difficile la questione Ospina e Mertens. Non ci potrà essere un incontro personale De Laurentiis-Mertens, ma non ci può essere nemmeno un incontro personale Chiavelli-Mertens, capite? Perché fa parte della cosa. Poi a me ha sorpreso vedere il nome di Valentina De Laurentiis, perché abbiamo appreso che la figlia di De Laurentiis faceva parte era responsabile per la distribuzione del merchandise, del marketing delle magliette, in questo caso doveva occuparsi di questo. Allora io subito ho chiamato il mio amico giudice Alberto Maria Picardi, che ci ha sempre illuminato per questioni che non riguardano il suo mercato, io non mi permetto, e il carissimo giudice mi ha fatto sapere con precisione e con semplicità, mentre tutti mi scrivono ancora come stai, come non stai, sto bene, per fortuna, gli illeciti attengono alla gestione della società, la cui responsabilità spetta in primis al CDA del Napoli. Quindi credo che il motivo che sia che la figlia Valentina faccia parte del consiglio di amministrazione e quindi rientra, ovviamente con percentuali minori rispetto alla presidenza, insomma a quelli che si trattano dei contratti, rientra in questa cosa qua. Importante sottolineare che il nome di Giuntoli non l'ho mai sentito, altrimenti se tu ci metti anche Giuntoli dentro significa proprio essere bloccati, non potresti fare più mercato, perché se non possono fare più attività del genere e lavorare sui contratti. Strano, molto interessante. Questo non ci ferma dal far fare, vedete come ritorna il cavaliere di prima, le visite mediche a Kvaratskhelia o Kvaratella, che a quanto pare sono state già fatte, quindi possiamo già parlare di un quasi acquisto del Napoli, che a me anche convince, devo dirvi la verità, mi piace. Sto tutto spostato mo di qua perché stavo leggendo, amico caro, c'è pure qualcuno che si è dimenticato di lasciare il like, roba proprio inaccettabile, ma insomma questo è quanto, ragazzi. Io ve l'avevo detto nella live di ieri, guardate che domani, martedì pazzesco, escono notizie di mercato, boom, prima pagina, il Corriere parla delle visite mediche di Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, poi decidiamo l'accento sulla I se mettercelo o no, ma da New York in questo momento è tutto, le plusvalenze, queste sono le accuse, non sono nemmeno le sentenze finali, si vedrà se ci faranno ricorsi eccetera eccetera, ci stanno squadre grosse per lo mezzo. Seppure dovesse finire tutto così, cosa cambia? Niente. E questo li ferma dal farlo poi la prossima volta? Secondo me neanche li ferma, perché quanto avete guadagnato mettendo a bilancio 40 milioni, 30 milioni, 500 milioni di plusvalenze, così state a posto? Quanto vi hanno chiesto? 800.000 euro, 300.000 euro? Fa ridere. Mi fa ridere perché così, allora se volete veramente riformare si mettono delle regole serie e queste cose non le permettete più e fate partecipare ai campionati solamente quelli che sono in regola e se lo possono permettere, no che chi può fare le cose, siete i soliti da New York, Brooklyn, Queens, Manhattan, Staten Island, il Bronx e tutti i borough, tutto a posto per fortuna, da New York Valero Fluido è tutto, state tuned perché domani sarà un mercoledì pazzesco. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.